Allora, stiamo parlando con il professor Simone Borile, antropologo e criminologo, ma non solo, giudice esperto del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, di queste violenze di gruppo e del fatto che sono o non sono queste persone che poi in gruppo diventano un'unità unica, Sì. redimibili, Allora, guardi, dico guaribili perché se è una psicopatologia si potrà guarire oppure no? Guardi, allora, le dinamiche del gruppo sono dinamiche molto forti, molto potenti, in cui il soggetto molto spesso anche viene assoggettato dal gruppo, quella che è definita l'acquiescenza, perché ogni tratto individuale rischia molto spesso anche di ledere l'immagine reputazionale del gruppo. Il gruppo si erge molto spesso su delle regole, su delle norme, ed eventuali individualità devono essere immediatamente represse, in maniera immediata, in maniera certa e in maniera sicura. Ci sono tre logiche che governano generalmente i gruppi violenti. Sembra spietata questa cosa. Guardi, perché poi vedi i gruppi, noi parliamo delle baby gang, ma possono essere anche sette, possono essere qualsiasi Certo, sì, tipo ma di infatti gruppo che si formi, quindi sono delle logiche che bisogna leggere con un grande occhio di analogia. Il gruppo molto spesso violento è mosso da tre particolari caratteristiche. Quello che è l'effetto contagio. L'effetto contagio è una omologazione comportamentale da parte di tutti i membri di quel gruppo. Come dicevo, il gruppo appunto ha delle norme, delle leggi, il gruppo deve presiedere, deve territorializzare, non può non avere il suo quartiere, il gruppo, quindi anche poi i territori ben precisi possono essere scenari di Far West, esatto. Effettivamente. Poi abbiamo l'effetto fratellanza. L'effetto fratellanza è un effetto di protezione reciproca all'interno, tu tocchi uno di noi e di conseguenza tutto il gruppo parte in difesa di quello. E poi abbiamo l'effetto deresponsabilizzazione, lo fanno gli altri, non lo faccio io, dove c'è un allentamento da parte del senso critico delle persone. Come dicevo poc'anzi, ho fatto l'esempio, lo fa il gruppo, lo posso fare in gruppo, ma quando sono individualmente non lo faccio. Quello che caratterizza molto le baby gang, e io mi sono occupato tra l'altro di questa violenza di gruppo già dal 2016, avendo studiato le baby gang nella periferia milanese. Oggigiorno noi contiamo quasi 30.000 baby gang in Italia, attenzione. Quindi non sono più nelle periferie. No, assolutamente. Esatto. Ecco, l'aspetto territoriale è fondamentale, perché la baby gang, il gruppo, per essere tale, deve essere riconosciuta all'interno di uno spazio urbano. Quindi molto spesso i territori sono divisi dalle baby gang, sono protetti dalle baby gang e un'eventuale violazione territoriale innesca immediatamente un meccanismo di difesa e attacco. Lo abbiamo avuto anche nella città di Padova, dove due baby gang, per esempio, si sono scontrate a coltelli, erano 20-30 persone, e lì era proprio una questione di presidio del territorio, tipico da manuale. Quindi una baby gang non solamente deve connotarsi per determinati tratti, molto spesso anche negativi, ma anche deve dominare e controllare un quartiere. E i quartieri sono divisi e controllati da diverse bande. Ogni banda non può entrare nel quartiere dell'altra banda, altrimenti innescherebbe un meccanismo violento. Ecco, a questo punto vengono presi, individuati, non tutti, alcuni, eccetera, vengono sottoposti a giudizio, si trova davanti queste persone. È ovvio che lei, conoscendo bene, avendo studiato queste dinamiche, può immaginare che possano uscire da questo meccanismo? Cioè, questo è il problema che spaventa anche la riflessione. Allora, dipende. Spaventa anche le vittime. Non c'è ombra di dubbio. Allora, come le dicevo poc'anzi, a volte la filiazione all'interno di determinati gruppi può dipendere proprio per dei principi di gratificazione retributivi. Io all'interno del gruppo sono qualcuno, all'interno del gruppo vengo gratificato e riesco ad ottenere cose che fuori dal gruppo non ottengo. Quindi paradossalmente il gruppo può rappresentare un ambiente
sociale ed economico interessante per quella persona e ovviamente dovrebbe riconoscere che ciò che fa all'interno di quel gruppo è sbagliato. Però quello che accade molto spesso, ed è di difficile riabilitazione, è che queste persone, l'azione deviante, l'agito criminale diventa normalizzato. Ovvero è talmente gratificante ed è talmente funzionale esattamente per il raggiungimento di un obiettivo che non trovano altre soluzioni per raggiungere quegli obiettivi gratificanti. E quindi bisognerebbe fare tutto un lavoro anche di inserimento in contesti diversi, di sensibilizzazione, di percorsi anche eventualmente, non solo di uomini maltrattanti, ma anche con l'inserimento professionale e lavorativo, per esempio. Anche questo, ricordiamo che il ruolo sociale di ognuno di noi è fondamentale. Certo. Noi siamo esseri sociali e dobbiamo essere riconosciuti e dobbiamo avere un compito, un ruolo. Questo è fondamentale. Ciascuno di noi, quindi riattribuire a queste persone un nuovo ruolo sociale, questo è fondamentale ed economico perché possano costruirsi una indipendenza e costruire un allontanamento da questi circuiti pericolosi. Dove è ravvisabile la patologia, la psicopatologia? In alcuni casi questa è ravvisabile, lei magari con l'esperienza, con l'intuito riesce anche a percepirla? Allora, guardi, io generalmente quando vedo criminologi che elaborano dei profili criminologici dalla lettura di alcuni titoli di giornale, francamente ecco, mi discosto, sono un po' più prudente. Prima di diagnosticare una psicopatologia bisognerebbe, il codice deontologico imporrebbe almeno dei colloqui, una psicodiagnostica, studiare quello che è tutta l'anamnesi comportamentale del soggetto, vedere se il soggetto poi nel corso della sua adolescenza era stato protagonista magari anche di disturbi di condotta, perché giustamente ci sono dei segnali nell'età adolescenziale, mentre il disturbo di personalità è diagnosticabile nella prima età adulta, 16-17 anni, durante l'adolescenza ovviamente noi possiamo essere soggetti aventi disturbi di condotta, disregolazione emotiva, di aggressività, disturbo oppositivo provocatorio, disturbo intermittente prorompente, però i disturbi di condotta possono essere anche, se riconosciuti, possono essere anche trattati. Il genitore deve riconoscere che magari il figlio magari ha un disturbo attentivo, che è iperaggressivo e che magari ha bisogno di un sostegno. Questo sì, bisogna... Cioè può aiutare, il sostegno può evitare una degenerazione. Assolutamente. Poi se lei giustamente, se andiamo ancora più indietro e andiamo insomma a riavvolgere il nastro e mi dice ma violenti si nasce o si diventa, no? Perché questa è la domanda che tutti mi pongono. Guardi, io le posso dire una cosa però, perché dagli studi, dalle ricerche, noi non nasciamo violenti, noi nasciamo aggressivi, ma è un'aggressività funzionale, competitiva, che deve essere perimetrata entro i primi 3 anni di vita. Se noi vediamo il bambino aggressivo, il bambino non è aggressivo perché vede altri bambini aggressivi, non c'entra nulla, spetta, eccolo qui, come lei suggeriva prima, al ruolo genitoriale di trasformare questa aggressività competitiva in una aggressività non distruttiva, ma mantenendola funzionale. E quindi però noi dobbiamo intervenire entro i primi 3 anni. Io quando vedo per esempio... margine sì, ma perché il bambino deve essere educato, certo, sì, assolutamente. ai comportamenti, deve iniziare a essere responsabilizzato, quindi a meno che non ci siano, ma non necessariamente poi un disturbo di personalità che può avere anche un'origine biologica, non necessariamente anche intervenire a seguito di un evento critico, il famoso esordio del disturbo psicopatologico. Però dipende dal contesto, dipende ovviamente dal ruolo genitoriale, da un ambiente empatico, dall'attaccamento che ha con i genitori, che è fondamentale in questo primo ruolo. Quindi, ecco, però noi non nasciamo violenti, noi nasciamo aggressivi, ma è un'aggressività funzionale, non è distruttiva. Certo che se non viene perimetrata
educata da parte dei genitori, di una figura, un caregiver, a quel punto là può veramente poi anche tramutarsi eventualmente in un disturbo di condotta e dare luogo poi anche a dei difficili trattamenti terapeutici. La vittima. Ci sono persone che tendenzialmente assumono un atteggiamento che predispone ad essere aggrediti, attaccati in varie situazioni, in vari ambiti, e altre invece che riescono in qualche modo a respingere perché emanano un certo tipo di scudo, no? Quasi protettivo con il proprio atteggiamento, il proprio modo di fare, e quindi tante volte evitano situazioni. E allora la vittima chi è in genere? Guardi, E può essere una vittima che diventa un carnefice. Allora, lei tenga presente che quasi il 90% dei crimini commessi, crimini di violenza fisica, crimini di violenza anche sessuale, vengono compiuti da persone che noi conosciamo, o quantomeno all'interno della prima cerchia relazionale. Quindi pensare che io possa passeggiare di sera ed essere vittima di un assalto è assolutamente improbabile da parte di uno sconosciuto. È più probabile che io possa essere vittima da parte di un mio conoscente, eventualmente tradito, eventualmente allontanato, eventualmente con un controllo anche psicopatologico della persona. Uno dei profili eventualmente anche più conosciuti, ahimè, anche presenti nelle cronache odierne, no, degli omicidi mediatici che la stampa ha portato, è proprio il famoso narcisista. Un uomo che inizialmente suscita fascino, suscita attenzioni, fa credere di essere in un qualche modo disposto ad ascoltare, il famoso love bombing definito, no? Queste particolari attenzioni che dà nei confronti della donna, ma che poi alla fin fine non serve altro per innalzare la sua figura, in cui non è minimamente interessato a quelli che sono i comportamenti, le emozioni, a quello che può essere eventualmente i pensieri della persona. Tutto centrato su se stesso, lui deve decidere degli altri, quindi decide anche se allontanarsi e quando riapparire da quel punto di vista. Il problema è che non ha sensi di colpa e sono persone definite zero empatia negativa, perché possono mettere in atto comportamenti negativi molto violenti. Ecco, in presenza di questi soggetti che sono, ce ne sono, insomma, non è che guardi, non il 16% della popolazione soffre di questo disturbo di personalità narcisistico e di questo 16% il 76% di sesso maschile. Ecco, allora come far sì che la giovane, la donna, la persona la più fragile o il più fragile, perché poi non necessariamente deve essere donna, potrebbe essere in un rapporto anche un uomo, eccetera, e quindi la vittima potenziale che incappi in questa situazione? Guardi, perché lo spirito della cosiddetta croce rossino oppure... No, ma è un meccanismo che viene messo in atto direttamente anche dall'uomo, quello di promettere di cambiare, quello di chiedere l'aiuto della donna a cambiare, quello di far credere che cambierà, ma non cambierà. Non cambierà. E ci sono, ovviamente io come criminologo non posso dire che le azioni omicidiarie sono prevedibili, perché altrimenti non ci sarebbero omicidi, però le azioni violente sì, possono essere prevedibili. Quindi e ci sono degli indicatori. Ecco. Ci sono degli indicatori che noi banalizziamo molto spesso, in quanto crediamo che non sempre possa succedere a noi, ma è un buon ragazzo, ma ci tiene, mi manda il messaggio, è preoccupato per me. No, l'essere preoccupato, l'interesse sano è un'altra cosa. Essere un molestatore, essere un soggetto che vede la partner o il partner in modo patologico è tutt'altra cosa. Le faccio degli esempi. Delle persone che vi mandano 300 messaggi al giorno, delle persone che vogliono la videochiamata perché vogliono sapere con chi siete in quel momento, delle persone che gradualmente riducono i rapporti con gli altri, con il mondo esterno, perché voi dovete essere
la sola persona con cui devono relazionarsi, persone che non dicono non serve uscire la sera, tanto stiamo bene io e te, persone che dicono ma perché devi andare al cinema e non possiamo vedere solamente io e te, persone che dicono non andare a lavorare, non ti preoccupare, occupati della casa. Questi sono segnali pericolosissimi, dai quali invito veramente tutte le donne a prendere e a emigrare immediatamente, allontanarsi seduta stante, perché questi sono degli indicatori precipitanti che possono poi costruire una dinamica anche poi molto pericolosa, con conseguenze violente, perché chi nutre un sentimento patologico di possesso è in grado di mettere in atto delle condotte molto violente e aggressive. Anche se la persona non ci crede, dice impossibile, però in realtà purtroppo... Perché il partner fa credere che comunque è attenzione, è amore, io mi preoccupo per te, ho paura per te, ti voglio più vicina, o eventualmente sì, effettivamente sono stato un po' esagerato, non ti preoccupare, ti prometto che non sarò più così. Il terzo stadio definito luna di miele praticamente, perché ci sono dei comportamenti che sono predittivi in quello che viene detto, perché è un comportamento assolutamente patologico e quindi facilmente anche descrivibile. Però non credete a questo. E neanche riprendersi la rivincita, come dire, l'ultima parola ce l'avrò io, perché quell'ultima parola è proprio loro non possono elaborare la separazione. Sono persone talmente prese da loro stesse che non accettano che sia la donna a decidere quando deve finire la relazione. Devono essere loro e lo decidono nel peggior modo che tutti noi conosciamo. Tornando al discorso dei gruppi invece di giovani nelle città, nei quartieri, ce ne sono tanti veramente, anche lì la vittima, ragazza o ragazzo che sia, attira perché ha un atteggiamento da vittima, come quel bullizzato in certo qual modo, no? C'è qualche cosa che può essere d'aiuto a non cadere in quel meccanismo di essere individuato, individuata da questi gruppi? Allora, guardi, è molto difficile, le spiego perché. Allora, quando si sceglie una vittima, deve sempre essere, c'è l'intenzionalità, molto spesso, anche nel caso dei bulli, c'è il rapporto asimmetrico. Il rapporto asimmetrico è sempre un soggetto più debole rispetto al gruppo che è forte, ovviamente, da questo punto di vista. E poi la reiterazione, cioè io insisto, ti minaccio e poi vengo a prenderti. Quindi c'è un'azione che non è sporadica, ma è una scelta di una vittima che viene ovviamente prescelta, viene avvertita questa vittima e poi accade appunto quella che è l'agito violento, l'agito. Quindi io sono della convinzione c'è una responsabilità anche soprattutto culturale da questo punto di vista, oltre, come abbiamo detto noi, genitoriale sicuramente, perché una famiglia presente, una persona attenta, il che non vuol dire invadere gli spazi del proprio figlio, perché, come ho già detto prima, ci sono dei processi di adultizzazione in cui il bambino deve crescere, vuole emanciparsi, vuole essere autonomo e deve costruire la sua alterità e il genitore deve sapergliela dare, però sempre con una certa vigilanza, responsabilizzare il ragazzo, questo è importante. Con un'ultima cosa, ci sarebbero tantissime cose da dire, lei prima ne ha accennato peraltro, il discorso delle sette, di questi gruppi pseudo-religiosi, abbiamo avuto fatti di cronaca anche molto recenti, sì. E poi si scopre via più che ce ne sono veramente tanti. Anche lì, chi entra a farne parte, cosa cerca e cosa non dovrebbe cercare? Allora, guardi, innanzitutto noi possiamo avere essere riuniti in una setta non è reato in Italia, questo deve essere chiaro. Ciò che è reato è che cosa si combina all'interno della setta, chiaramente, perché noi siamo in un paese libero di pensare ovviamente a qualsiasi credo. E che cos'è una setta? La setta è generalmente un movimento costituito da varie persone che promuovono una filosofia antitetica
rispetto a quella promossa dalla cultura maggioritaria. E faccio un esempio, una setta potrebbe essere un gruppo di pedofili oppure una setta satanica, per esempio, no? In questo caso uno all'interno del gruppo trova un ruolo che fuori non ha, oppure uno entra all'interno di una setta a seguito eventualmente di un evento critico vissuto, in cui la morte di una famiglia, l'interruzione del lavoro, del rapporto professionale, del rapporto sentimentale, questo, le persone sono molto vulnerabili e quando c'è vulnerabilità la persona è molto più influenzabile. All'interno della setta poi, nel caso dei fatti di cronaca, abbiamo visto ovviamente come il leader, molto spesso di una setta carismatico, è un leader che in un qualche modo interpreta il volere di tutto il gruppo e crea una forma di assoggettamento all'interno della setta, quella che è definita acquiescenza, cioè la totale depersonalizzazione da parte di tutti i membri della setta che devono rispondere verticalmente alla volontà del loro leader. E probabilmente loro trovano all'interno di questi gruppi, ciarlatani ovviamente, almeno chi professa questa forma di satanismo definito razionale, cioè un satanismo improvvisato, giovanile, che non ha una struttura organizzativa solida, ma è quello un po' giovanile, quello che vediamo un po' per i boschi, quello che vediamo un po', no? Queste ritualità che vengono compiute, in cui l'elemento sessuale diventa fondamentale per loro, perché la sessualità per loro e l'abuso sessuale è lo strumento per il raggiungimento a Satana. Chiaro. E quindi al raggiungimento della purificazione e all'obiettivo raggiungimento dei loro bisogni materiali. E quindi questo ci fa capire che qualora una persona si trovasse in questo sistema, anche lì, allerta massima a cercarne di uscire. Assolutamente. Ci sarà tanto da analizzare e da dire, guardi, la ringrazio, il tempo è volato, se avrà piacere, ci farà piacere averla ancora nostro ospite perché sono temi molto importanti, senza dubbio complessi, perché poi chi non li mastica, eccetera, ha difficoltà anche a comprendere certe dinamiche, per cui io vi invito anche a rivedere la puntata, a rivederla sul web, perché ci sono tanti punti che possono essere oggetto attenzionati da parte di molte persone che magari vivono situazioni che possono avvicinarsi a quello che lei ha enunciato. Io le auguro buon lavoro perché so che ne ha da fare, poi è un lavoro anche molto impegnativo quello in tribunale, no? È molto. E di responsabilità. Direi bellissimo. E quindi grazie naturalmente al professore di essere stato qui con noi. Abbiamo avuto Simone Borilla, antropologo, criminologo, giudice esperto del Tribunale di Sorveglianza e inoltre direttore del campus universitario CIELS dell'Università degli Studi di Padova. Grazie a voi di averci seguito e naturalmente noi ci vediamo presto. Buona serata.